Fa discutere la decisione del comune di Padova di trasferire le famiglie di nomadi che vivono in via Ferrero all'interno del campo già esistente di via Longhin in zona Stanga, una decisione che ha provocato le proteste di alcuni residenti e anche di una parte della maggioranza, oltre che ovviamente dell'opposizione. Ancora una volta la giunta Giordani tenta il blitz amministrativo all'insaputa dei consiglieri comunali, anche di maggioranza, e della stessa consulta di quartiere 3 Stanga, che appunto era all'oscuro di questa decisione. La decisione di trasferire parte dei Rom di via Ferrero nello spiazzo di via Longhin. L'accusa è anche quella di aver cercato di prendere questo provvedimento approfittando dell'estate e della minore attenzione dell'opinione pubblica. In un periodo ferragostano e quindi nel goffo tentativo di scansare le giuste polemiche sia per quanto riguarda la dignità di queste persone sia per le giuste perplessità e i dubbi che i residenti di quartiere hanno espresso vedendosi improvvisamente ampliare il campo nomadi preesistente in via Longhin. Turrin ha chiesto di convocare la commissione competente perché la giunta riferisca in consiglio comunale e spieghi cosa succederà dopo il 15 ottobre, scadenza di questo trasferimento definito temporaneo. Per affrontare l'emergenza abitativa che non riguarda solo i Rom ma che è molto diffusa nella nostra città. Sicuramente la soluzione non può essere quella di trasferire e di ampliare dei campi nomadi là dove ci sono, ma vanno prese soluzioni a medio e lungo termine.